Per un attimo è sembrato un anno come qualsiasi altro, in cui si poteva fare tutto come al solito, senza preoccuparsi di dare alle cose la giusta importanza. Poi è cambiato tutto senza preavviso. La distanza è diventata sicurezza. Le strade si sono svuotate e l'incertezza è diventata l'unica compagnia possibile. E in quella solitudine è stato semplice perdersi, quando si è rimasti soli a vivere il proprio dolore, quando la paura di perdere qualcuno si è fatta paura di perdere tutto, quando si è dovuto dire addio senza poter parlare. Ma in quell'assenza è stato necessario ritrovarsi, cercando di capire che cosa sia davvero importante. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Il primo artista che mi è venuto in mente è un genio del passato radicato nel futuro, un Lucio Dalla incredibile che rimarrà sempre e per sempre nella cultura musicale e non solo, per omaggiare lui e per omaggiare la forza che c'è stata in questo anno qua. È incredibile quanto sia attuale questo pezzo e quanto riportato ai nostri giorni possa valere e dire tanto. È un pezzo che sicuramente ha tanta speranza all'interno, anche un po' giocando e sdrammatizzando con alcune frasi di contrasto che ci sono all'interno del testo. Nutrivamo moltissima speranza perché non immaginavamo minimamente ciò che sarebbe accaduto nei mesi successivi. Esattamente un anno fa in Italia, come in quasi tutto il resto del pianeta, a parte la Cina dove l'inferno si era già scatenato, stavamo tutti ancora vivendo un'esistenza normale. Ma ecco che il 21 febbraio viene ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia il 37enne Mattia Maestri di Codogno, risultato positivo al test del coronavirus e in seguito tristemente etichettato come il paziente 1. La comunità scientifica a quel punto aveva cominciato a drizzare le antenne e il sindaco Sala già decideva di chiudere le scuole a Milano. Ma la stragrande maggioranza delle persone neppure lontanamente immaginava che cosa sarebbe accaduto nel giro di pochi giorni, appena dopo la fine di febbraio. Le città accoglievano ancora il quotidiano, frenetico tram tram di tutti noi, quello che spesso era fonte di nervosismo e che oggi invece ci manca come l'aria. Lavoro, scuola, acquisti, sport, svaghi, cure, scadenze, incontri, progetti, prenotazioni disdette, corse, passeggiate, risate e pianti. Rumore dei aerei che passavano nei cieli, spalle incappottate che si urtavano nei centri commerciali gremiti. Passi a tentoni nelle sale buie piene dei cinema per cercare i posti assegnati. Non c'è più niente di tutto questo, ma nel 2020 a quest'epoca c'era ancora. Così ci chiediamo che cosa sia rimasto di ciò che eravamo allora. Abbiamo riscritto una nuova quotidianità abituandoci a giorni in serie, tutti uguali, malinconici, alle volte diciamolo, anche un po' inutili. Ci siamo abituati a una nuova vita. Quei lenzuoli appesi ai balconi con andrà tutto bene ci facevano sperare che davvero sarebbe andato tutto bene, ma in 12 mesi in troppi si sono trovati a dover fronteggiare la malattia, la sofferenza fisica o addirittura il lutto, hanno toccato con mano il dolore. Chi non è stato direttamente colpito dal virus è comunque rimasto travolto da un evento sconvolgente e destabilizzante. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. E come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Noi ci stiamo già preparando, è questa la novità.